Quelli sul Mose sono interrogativi che sembrano ancora in attesa di risposte, o perlomeno di risposte soddisfacenti per chi certe domande le pone. Non solo la domanda principe sull'effettiva efficacia di un'opera costata miliardi di euro, sulla quale però non tutti sono pronti a scommettere, ma anche su altre questioni. Le immagini subacquee diffuse dalla trasmissione Le Iene, girate alla bocca di porto di Punta Sabbioni, ad esempio, mostrano paratie che sembrano parzialmente coperte di sabbia e detriti, una addirittura piegata come fosse danneggiata, uno stato che, secondo la segnalazione arrivata al programma, ne impedirebbe il sollevamento. Il filmato non è passato inosservato, tanto che il provveditorato alle opere pubbliche del Triveneto sarebbe intenzionato a chiedere chiarezza al Consorzio Venezia Nuova. E ancora, quanto è stato realizzato finora del Mose? Dal programma emergerebbe che il dato del 93% finora inteso come avanzamento dei lavori potrebbe invece riferirsi ai soldi spesi rispetto alla cifra prevista. Da tempo il deputato veneziano Nicola Pellicani cerca di fare chiarezza. Abbiamo fatto commissioni, anche missioni a Venezia, abbiamo audito l'ex provveditore e i commissari del consorzio, però vedo che ancora non c'è chiarezza su questo. Ma come mai è così difficile fare chiarezza su un'opera che comunque è un'opera pubblica dello Stato? Me lo chiedo anch'io e soprattutto come sia possibile che nonostante sia mosso il Parlamento su questo tema ancora non ci sia abbastanza chiarezza e informazioni soprattutto sull'andamento dei lavori e sul reale stato di attuazione dei cantieri.